È partita la sesta edizione del Festival delle Ville Venete. Fino a settembre più di 60 gli edifici che potranno essere visitati, alcuni dei quali aperti proprio per questa occasione. Venezia Balletto nei giardini di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta, danza e musica all'apertura della sesta edizione del Festival delle Ville Venete. Il nord-est nel sistema Europa, dimore proiettate nel futuro, di nuovo aperte come lo furono in passato. Oltre 60 edifici visitabili fino a fine settembre, un viaggio che tocca tutte le province di Veneto e Friuli, alla scoperta di un patrimonio di affreschi, opere d'arte, parchi secolari, storia, tradizioni. Una specie di combinazione riuscita fra i valori della bellezza e i valori del piacere di vivere, del mangiare bene, tutto questo è sintetizzato nella villa, che è un luogo di piacere, non è solo un luogo di lavoro, è un luogo di attività imprenditoriale, è un luogo dove qualcuno vive bene, vivono bene anche quelli che sono poveri in qualche misura, protetti dalle barchesse. Le Ville Venete al tempo della Serenissima, punti di riferimento economico e culturale, crocevia di commerci e scambi, centri di eccellenza per l'agricoltura, luoghi di incontro per la comunità. Oggi come allora svelano al mondo la civiltà di Villa, ovvero l'incredibile storia dell'epopea veneziana in terraferma, un brand internazionale che si apre al turismo, ma per cui ora c'è molto da fare. I proprietari delle ville venete devono occuparsi del marketing internazionale, quindi un'edizione del festival in lingua italiana e in lingua inglese e che raggiunga tutti i possibili luoghi dove una cosa così straordinaria sarebbe veramente gradita. Di festival in festival, a Padova c'è quello del Vintage